Carissimo amico di Matto Scacco, buongiorno. La partita che stai per vedere fra qualche istante è una partita che è stata giocata da un nostro studente dell'Accademia di Matto Scacco. Chi entra all'interno dell'Accademia, oltre a una serie infinita di benefici, ha la possibilità di postare le proprie partite e farle analizzare da qualcuno di competente. Nel nostro caso, il nostro tutor che analizza le partite è solamente il campione italiano Under 18 di scacchi, un ragazzo fortissimo che stimo veramente tanto e che dà una mano concreta ai nostri studenti a capire che cos'è che è andato storto all'interno delle proprie partite. Spero che la partita ti piacerà, che il commento, che forse è la cosa più utile, ti piacerà e ovviamente se anche tu vuoi entrare nell'Accademia ti lascio sotto il link per iscriverti. Basta, ti saluto e ci vediamo presto. Ciao! Ciao Igor, diamo un'occhiata alla tua partita. Allora, abbiamo una difesa siciliana, variante Najdorf, questa con A6, e una variante assolutamente buona, ovviamente la migliore difesa per il nero, spesso questa viene considerata, e in effetti è difficile pensare a una difesa che possa essere più precisa di questa. È chiaro che il bianco avrà sempre un vantaggio leggerissimo, che secondo me il bianco può avere solamente con alfiere G5, da analisi, secondo me, appunto, alfiere G5 è l'unica mossa che può garantire un vantaggio sotto tutti i punti di vista al bianco, tutte le altre mosse no. Però sicuramente, ripeto, non è che per forza uno deve giocare le mosse migliori, si possono anche giocare le mosse più pratiche, così come non è che uno per forza deve giocare la Nine, ma per esempio anche i 5, ma anche banalmente altre aperture, perché i 5 e C5 sono le due migliori, poi naturalmente ci sono tutte le altre che comunque sono perfettamente giocabili, anche se non sono le migliori. Comunque abbiamo alfiere G5 e qui tu hai giocato E5. In realtà E5 non la puoi giocare in questa linea perché il senso di fare alfiere G5, in realtà c'è anche un'altra variante che è alfiere C4 che è molto simile, perché il senso di giocare alfiere C4 o alfiere G5 è di evitare in pratica quello che hai fatto te, cioè E5, perché il problema fondamentale per esempio su alfiere 3 è proprio E5 ed è così che il nero riesce ad ottenere una buona posizione, perché anche se sta dando questa casa debole in D5 sta prendendo spazio e comunque ha un'ottima dinamicità la posizione del nero, ha una superiorità al centro, due pedoni contro uno, classici temi da siciliana aperta. Quindi, ehm, naturalmente, questa E5 è una mossa che al bianco non piace e per impedirla ci sono due modi: o giochi alfiere G5 o giochi alfiere C4. Su alfiere C4 si impedisce E5 perché c'è cavallo F5 e su cavallo F5 la differenza è che adesso la casa in D5, che in genere è la casa dove poi va a finire il pedone D, quindi in genere il nero vuole fare D5 in questa posizione e il bianco non può mangiare di pedone, altrimenti perderebbe il cavallo. Avendo l'alfiere in C4 che la controlla, questa casa diventa difficile per il nero da controllare, di conseguenza il nero non può spingere in D5, perché perderebbe banalmente quel pedone. Mentre se non ci fosse l'alfiere in C4, D5 sarebbe possibile, perché dopo cavallo per D5, cavallo per D5, donna per D5, donna per D5, se non ci fosse l'alfiere, il bianco dovrebbe rimangiare di pedone e perderebbe il cavallo. L'alternativa è di giocare alfiere G5, come ti ha fatto lui. Con alfiere G5 e 5 non si può ancora fare per lo stesso motivo, cioè dopo cavallo F5, D5, qual è adesso il problema? Non c'è l'alfiere in C4 che controlla D5, ma c'è ancora peggio probabilmente perché c'è l'alfiere in G5 che attacca il cavallo in F6 che difende D5, quindi il suo alfiere per F6, qua ci sono gravi problemi per il nero perché cade il pedone in D5 alla prossima mossa. Quindi se non puoi fare D5 però dopo cavallo F5, allora ok, magari non è persa la posizione assolutamente, però diciamo che su E5 tu non devi mai permettere cavallo F5, questo in nessuna linea. Se ci fai caso anche nella Svesnikov, per fartela vedere velocemente, su cavallo C6, D4, presa, cavallo F6, cavallo C3, E5, qui cavallo F5. È possibile, si può giocare, però non dà oggettivamente al bianco un vantaggio dopo D5, quindi ecco, se qua dopo cavallo F5 il nero fosse obbligato a giocare D6, allora questa variante sarebbe molto buona per il bianco, perché il cavallo poi può tornare in E3, è questo il trucco, e da E3 difendere D5, quindi è per questo che tu devi impedire che il cavallo finisca in F5. Per evitare questo devi giocare E6 fondamentalmente. Si può giocare anche cavallo BD7, è possibile, però fondamentalmente in genere si gioca E6.
perché 6 è la mossa più semplice, ti permette poi più flessibilità, perché magari il cavallo non necessariamente tu lo vuoi mettere in D7. Tu invece hai giocato E5, cavallo B3, col tuo avversario probabilmente neanche lui conosceva questa linea perché ti ha messo il cavallo in B3, e allora naturalmente a questo punto la posizione diventa perfettamente giocabile. Tu hai giocato questa B5, strategicamente va bene, il problema è proprio pratico, ovvero che su alfiere per F6, alfiere per F6 gli stai dando un'opportunità tattica molto interessante, che è questa alfiere per F7, e questo è un po' il problema di tenere i pezzi sospesi, per esempio la torre in A8 in difesa, perché poi la perdi fondamentalmente, quindi devi stare molto attento quando giochi B5, perché questa diagonale, spesso anche alfiere D5 viene giocata in queste linee, diventa molto debole, quindi ecco, prima di fare B5 sicuramente prima o poi la dovrai fare, però ecco, prima magari arrocca e poi penserai successivamente di giocare B5. L'avversario invece ha sacrificato subito un pezzo, questo sicuramente non è buono perché non si vede un compenso da nessuna parte, e qua hai giocato D5. Anche qua strategicamente ci sta, perché è chiaro che se tu riesci a risolvere il problema del pedone arretrato, a quel punto stai bene. Il problema ancora una volta è che tu non puoi permetterti di spingere un pedone così presto senza averlo ben difeso, perché nel momento in cui tu spingi in D5, questa casa da lui è controllata non solo dal pedone, perché su è per D5, cavallo per D5, tu stai bene e sei contento, però lui ha anche l'alfiere in G5, che lui ha messo in quella posizione proprio per controllare indirettamente la casa in D5. Quindi su alfiere per F6, che alla fine lui ti ha fatto, perdi il pedone in D5. Poi magari, no, non lo recuperi nemmeno, però ecco, poi magari hai un po' di compenso, però intanto l'hai perso e questo non è assolutamente una buona cosa. Quindi ecco, stai attento, prima magari dovevi togliere l'alfiere, magari metterlo in E6 così che potevi controllare meglio la casa in D5. Cavallo E7, C4, alfiere F5. Qui la tua scelta di scambiare la coppia degli alfieri sinceramente non mi esalta, nel senso che io l'avrei tenuta la coppia degli alfieri, però dipende anche un po' dallo stile di gioco. Diciamo che è vero che in effetti quell'alfiere in D7 non stava facendo niente, mentre l'alfiere in D3, bene o male, è abbastanza attivo, però anche qua questa spiegazione lascia un po' il tempo che trova. Puoi dire che sull'alfiere F5 dopo lo scambio magari il cavallo ti finisce in D6, però ecco, secondo me non c'è una ragione che giustifichi appunto questo scambio di alfieri, quindi io non li avrei scambiati in primo luogo. Tu alla fine hai giocato questo E4 seguito da alfiere per B2, che va bene, nel senso che alla fine il pedone in B2 è un pedone che connette, un pedone molto importante questo nella siciliana, un pedone che connette bene o male i due lati della scacchiera, però è anche vero che giocando alfiere per E4 prima la tua posizione diventa molto arida, è molto difficile qua capire come il nero possa provare a vincere, mentre giocando per esempio alfiere per B2 subito, tu potevi magari aumentare la pressione guadagnando un po' di tempi, mantenendo, ripeto, la tensione al centro tra i due alfieri, e una volta che la torre si sposta tu puoi mangiare, e a questo punto tocca a te e puoi mangiare ancora in A2, allora qua diventa più interessante. Quindi devi proprio ragionare anche da questo punto di vista su un fattore di velocità. Ora, il tuo avversario ti ha lasciato ancora un pedone in D5, probabilmente non ha visto questa cavallo C3, un'ottima risorsa che ha avuto, e qui ottimo anche questo sacrificio, se così lo si può chiamare, perché è veramente buono. Questo ti permette di semplificare la posizione, altrimenti naturalmente avresti perso materiale, quindi ecco, hai fatto bene a sacrificare la donna. E qui lui ti ha fatto C6. Anche qua non ho capito perché non ti abbia mangiato il cavallo. È vero che il cavallo non scappa, però è anche vero che tu puoi giocare torre di 8, come hai fatto, guadagnare il pezzo, e a questo punto questa posizione non è assolutamente semplice per il bianco da giocare. È una posizione molto strana, con uno squilibrio di materiale molto complicato, però il bianco deve stare attento, perché anche se ha un pedone potenzialmente passato, 3 pezzi sono tanti. Quindi vediamo come hai gestito questo finale alla fine. Ecco, come vedi alla fine cos'è che hai fatto tu? Hai giocato un po' di mosse senza avere uno scopo preciso, ovvero tu hai dato uno scacco, poi sei tornato minacciando un pedone, quindi hai fatto mosse con l'obiettivo, cioè, l'obiettivo della mossa era la mossa in sé, ovvero non faceva parte di un piano più grande, ma era una mossa finalizzata a se stessa. E questo non è mai una buona cosa, quindi tu devi sempre avere un piano più grande della mossa in sé. Nel momento in cui tu giochi torre di 1 non c'è un piano più grande, il piano è di dare scacco, punto. Nel momento in cui tu giochi torre di 2 non c'è un piano più grande, il piano è di attaccare in 2, punto. Quindi, a parte il fatto che ti esponi a tutta una serie di colpi tattici, perché poi lui, mentre tu perdi tempo,
si può rimettere a posto con i pezzi e crearti problemi. Per esempio, già con donna C1 tu hai perso un pezzo. Si può ancora tenere la posizione ancora pari, però è già più difficile con un pezzo in meno, chiaramente. Inoltre tu non progredisci con la tua posizione, quindi ecco, un piano potrebbe essere, innanzitutto mettiamo un cavallo in A3, così blocchiamo il pedone, tanto il cavallo è difeso dall'alfiere, quello non lo perdi. Poi rimetteremo a posto la torre, dove magari in C2, perché da C2 è difesa dal cavallo, attacca il pedone, cominceremo magari a pensare a come spingere i pedoni, quindi magari potremo cominciare a spingere in G6, portare su il re, magari pensiamo di staccare l'alfiere, magari metterlo in C5, attaccare F2, cominciamo poi a creare tutta una serie di piani che però, quantomeno, ripeto, fanno parte di un progetto più interessante del andare ad attaccare quel pedone singolarmente. Qua lui ha cercato di aprirti il re, un buon piano da parte sua, tu ti stai difendendo bene, donna H3, H5 giustamente, e fatto questo F6. F6 è un po' rischiosa come mossa, fa sempre bene, però ogni volta che tu spingi i pedoni crei buchi. Qua ti stai creando un buco in E6, perché i pedoni non possono tornare indietro, quindi devi stare estremamente attento quando li spingi. Il mio consiglio è sempre di spingere i pedoni il meno possibile, specialmente quelli vicino al re, e di aspettare, perché stai rischiando molto che ti arrivi un pezzo all'interno. Per esempio, già qua re E6 si può ancora tenere, forse, però è difficile farlo ed è più facile sbagliare. E per quanto un motore possa dire no, è ancora patta, alla fine quello che conta è che in una partita uno sappia giocare nella pratica, non in teoria. Comunque ancora patta questo ovviamente, l'H6, donna E3, qua lui non ha un modo per entrare al momento e darti matto. Poi vabbè, tu hai fatto questo errore, ci può stare, per evitare questi errori basta chiedersi prima di fare una mossa, fare un cosiddetto blunder check, ovvero prima di fare la propria mossa, uno magari ha analizzato tutte delle linee specifiche e nell'analizzare tutte queste linee specifiche si è dimenticato di analizzare qualcosa di molto superficiale che gli è sfuggito. Allora uno prima di muovere alza un attimo gli occhi dalla scacchiera e cerca di guardare un po' il quadro generale della situazione, vedere se gli è sfuggita qualche mossa proprio basilare, oppure puoi anche andare, se non ti piace questo metodo, con un modo più logico, ovvero percorri per esclusione tutti gli scacchi, le catture, le minacce, quindi le varie mosse forzanti per gradi, finché non trovi la mossa che ti interessa analizzare. In questo caso l'avresti vista subito, quindi ecco, poteva essere evitato così, però tutto sommato la partita l'hai giocata bene, quindi complimenti.